Buonasera a tutti ragazzi, avevo promesso di fare una diretta guardando il cielo. Io sto guardando questa cosa luminosa ragazzi che non so che cos'è. So che deve passare un asteroide, però sinceramente io non so questo che cos'è. Però lampeggia ragazzi, non lo so, una stella, una cosa, non lo so. Voglio fare proprio un ingrandimento ragazzi, eccolo qui. Non so cos'è, ma comunque guardandola così, vedete pulsa come se camminasse, non lo so. In effetti non è quella lì che già io avevo fatto vedere, perché in effetti ragazzi, anche se vedete, ecco, vedete come la vedo io. Quindi sta sulla mia destra qui. Poi ci stava quella lì grande, questa qui che voi avete, tutti quanti mi avete detto che era Giove. Vedete le stelle? Quindi questa qui. No, non è un aereo, no, no, ti posso garantire, eccolo qui, vedi? Pulsa, quindi vedi? Non è un aereo, le stelle vedi stanno più sopra, guarda. Quindi questa qua non è una stella in effetti, e neanche un pianeta, perché il pianeta ragazzi è questo qui, eccolo qua, questo sarebbe quello che tutti quanti hanno detto Giove, che poi anche io ho guardato sul planetario, dicono che sia Giove, quindi poi ci stanno le altre stelle, eccole qua, guardate, queste sono stelle, guardate, pure quest'altra qui, vedete, brillano. Non lo so, questo qua sarebbe Giove, poi questo qua ragazzi io non lo so. Ad occhio nudo ragazzi sembra camminare rosso, rosso fuoco, con l'occhio però così voi non guardate. Adesso sto in immagine normale, adesso voglio zoomare, eccolo qui ragazzi. Questo è quello che riesco a fare zoomandolo, guardate. Ciao Massimo, sto guardando questo oggetto strano che so che doveva passare un asteroide stasera e domani, quindi tra la notte di stasera e domani mattina, vicino alla Terra. Questo qua è quello che io dico che non so che cos'è in effetti, eccolo qua. Sto cercando di rimpicciolire la situazione ed ecco così come si presenta. Così non si riesce a distinguere il colore, invece l'altro che dicono che è Giove, eccolo qui, vedete? Questo qui è Giove, come mi avete detto tutti quanti voi, perché io ho detto io di astronomia non capisco nulla. Quindi rimpicciolisco la situazione ragazzi, proprio voglio provare proprio a vedere. Questo qua è Giove, invece da st'altra parte ci sta questo qua che lampeggia e non so che cos'è ragazzi. Se lo vedete, vedete che lampeggia, sta camminando pure, non so cosa sia, eccolo qua, lo vedete? Sta camminando sotto all'altro pallino, questo rosso che cammina verso destra, vedete? Quest'altro pallino rosso alla destra che sta camminando verso, eccolo qui, vedete? È rosso ragazzi, quando si illumina diventa rosso, eccolo qui, non so se riuscite a vederlo, quando si illumina rosso, eccolo qua adesso, vedete? Sta camminando in effetti, quindi è qualcosa che cammina e non è un aereo, si sentirebbe il rumore, vedete? È rosso, guardate, quando fa la cosa rossa, eccolo qui, sta camminando, in effetti se notate stavamo qui, vedete, eccolo qui, quell'altro che io ho detto non so che cos'è, e poi ci sta questo qua che cammina di qua, eccolo qua, dove stiamo, eccolo qua in alto a destra sullo schermo, come una luce rossa che pulsa, boh, quindi tutte cose strane, boh, non lo so. E poi questo qua ragazzi è quello che voi avete detto che è Giove, quindi in effetti può essere anche che sia davvero l'asteroide quello che abbiamo detto noi. Fai vedere dove sta, eccolo qua, vedete sta andando via ragazzi, questo rosso,
quindi non so che cos'è, però cammina. Un elicottero, ragazzi, non è. Ecco, vedete, si fa rosso e cammina, si fa rosso e cammina. Adesso fra poco non sarà più sulla nostra traiettoria. In effetti, ecco qui, adesso non lo vedremo più. È passato, ragazzi, quindi non lo possiamo vedere più. Poi ci sta questo qua che sta fermo, mentre l'altro, vedete, è andata via. Quindi, boh, vedete? E questo è quello là che io avevo detto, che voi detto che Giove sta qui. Va a capire, ragazzi, è tutto strano. Questo sta qui, quell'altro lì è andato via. Sì, è scomparso, non ci sta più, Massimo. Vedi? È rimasto solo quello lì. Eccolo qua. L'altro è andato via. Quindi, boh. Sembra mistero, non mistero. Quindi non sappiamo. Era una luce rossa che, ma secondo me, può darsi che era tipo l'asteroide che doveva passare e che è andato via, in effetti. In effetti, ecco qua la veduta normale, ragazzi. L'uragano Dorian, no, Andrea, è terminato in Danimarca, quindi è terminata. Se rivedi il video dopo, rivedi un bagliore rosso che camminava verso destra e che è scomparso. Noi pensiamo che forse sia l'asteroide che doveva passare nella notte. Ti ricordo che ho fatto il video prima che due asteroidi dovevano passare nella notte di stasera e domani, diciamo sopra la nostra testa. Quindi abbiamo pensato che questa sfera che camminava fosse forse quell'asteroide. Sì, sì, adesso è uscita una nuova tempesta, al posto di Dorian si chiama Umberto. Quindi dove è passato già Dorian, adesso ci sarà Umberto, un'altra tempesta tropicale, ragazzi. Quindi di nuovo sulle Bahamas ci sarà un casino totale. Vabbè, ragazzi, vi auguro buona serata a tutti. Se vedrò qualche altra cosa strana, ho visto questa cosa e ho fatto il video a volo. Sì, 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 l'ho vista e quindi l'ho fatta a volo questo video, non ci sta più in effetti, guardate ragazzi, è andata via. Sì, quelli stanno sistemando la situazione e mo arriva un altro uragano. Riguarda il video e poi vedi questa sfera rossa che cammina verso destra. Quindi prova a riguardare il video e vedi questa cosa che cammina. Noi pensiamo fosse l'asteroide, però no, devi vederlo da capo il video, no questo qui, questo oramai è passato, non lo vedi più, ma sto solo parlando. Quindi rivedilo da capo e poi lascia un commento sotto al video. Ciao Massimo, ciao a tutti, se vedo qualche altra cosa di strano ragazzi la registro. Io l'avevo vista questa qui, siccome sto proprio vicino alla finestra col computer, ho detto ma che cos'è sta cosa? E difatti non manco lo sappiamo. Vabbè, ci sentiamo dopo ragazzi.